Laura Tommasi e sono la titolare e anche lo chef del Trend Up. Siamo a Negrar in Valpolicella, dove c'è il famoso vino e dove anche noi abbiamo comunque dei piatti abbinati al vino. Quindi anche facciamo spesso il risotto all'amarone con una spruzzatina di cacao amaro. Cerchiamo di accontentare tutti i gusti, quindi dalle pizze a piatti un po' più esotici come il couscous o la paella, o pastiamo anche con il pesce, gli spaghetti allo scoglio, polipo con le patate olive, la tagliata di fassona e la tomahawk e tanto altro. Del gala noi ci hanno aiutato molto perché alcune attrezzature non riuscivo a prenderle e quindi io con i fondi sono riuscita a prendermi il forno delle pizze oppure la griglia in cucina e altri piccoli oggetti. Ci hanno aiutato ad ottenere delle cose che avremmo avuto con molta fatica oppure ad accontentarci a delle strutture magari più vecchie. Spero che in futuro, visto che comunque il Trend Up siamo sempre giovani e siamo una start-up, avremo voglia di crescere e la mia nuova frontiera sarebbe di fare la pasta fatta in casa. E mi piacerebbe riuscire a prendere la macchina per fare la pasta fresca in casa e magari, se si può, riottenere qualche fondo per acquistare questo futuro macchinario. Vi aspetto qui al Trend Up con me e il mio staff e vi ringrazio ancora e un abbraccio forte.